I'm not a writer. Il cane è pericoloso a casa, ho detto, il caldo, perché da me sai io la casa vecchia con le pareti fine, le vetrate dove batte il sole, poi in camper il fresco non lo vogliono, e vabbè, stare a casa a patire il caldo senza mangiare, gli darò a mangiare stasera quando torno, vedi, quando a volte basta chiedere nella vita, no? Basta parlare con le persone, basta capire le situazioni, no? E invece no, andiamo sempre così alla cazzo, chiamiamo i carabinieri così, carabinieri gli dici dai vieni dentro a verificare il freddo, il caldo che c'è, l'acqua, la poltrona e tutto, no, se la legge dice che, se mio nonno dice che panoramica per arrivare a casa, bello bello. Bellissimo, questo è quello con i peluchi, speriamo non perda i peluchi però, vediamo, e come non detto vada a peluchi, vabbè dai, l'ho pagato una cazzata, questo fa più sporco che altro però ci voleva. Non ho capito se è iniziata la rappresaglia, guarda c'è un altro camper qua dietro, proprio nel posto dove mi rompevano i coglioni per il camper. Ciao collega, fantastica sta storia. Bene, adesso facciamo il nuovo campeggio qua davanti. Oh, alla fine l'ho conosciuta la tipa, quella lì che ha fatto la denuncia eccetera, una matta, roba da matti, che ha già sentito anche i signori qua dell'altro camper che non vuole gente qua perché ha detto qua è proprietà privata ma il comune gli ha messo il parcheggio, roba da matti. Va bene dai, comunque io a metà giugno me ne vado da qua, quindi buondì un cazzo, ma veramente un cazzo stavolta, cosa ho combinato, porca troia. Ho lasciato, guarda, ho lasciato aperto la finestrella della camera da letto e non so neanche dove, dopo col vento si è staccata, l'ho persa. Adesso devo andare in Slovenia, cazzo, 3 giorni, speriamo che non piova. Ho già sentito intanto la concessionaria, quelli che di solito mi fanno il camper, gli ho scritto emergenza, spero si riesca a trovare veramente, cioè adesso non so, boh, casino. Fantastico, porca troia, ho lasciato l'oblò della camera aperto, te l'avevo già raccontato? No, non te l'ho raccontato, cazzo mi è svolato via, non me ne ho neanche accorto, occhio. Ecco il mio cesso che ho messo il coso qua, guarda che bello, adesso sta venendo un po' alla volta. Ecco così adesso, scusa, devo andare in Slovenia, invece i panorami, adesso mi vedo il pezzo di cartone là, porca di quella troia. Vabbè dai, guarda, aggiornamento, adesso qua lo sto finendo, cioè lo sto finendo, l'ho appena iniziato. Allora qua credo che ci andrà il logo delle puntine del mondo che ho già stampato, ma forse te l'avevo già anche detto, sì, forse te l'ho detto, però aggiungo che ci sono gli specchi nuovi, questo qui la cosa, l'immagine di copertina, e qua credo che farò tutti adesivi appena li trovo e dovrebbe venire una figata, cazzo.